22esima giornata nel campionato Under 17 provinciale messinese. I ragazzi di Alberto Grio ospitano all'Ambiente Stadium i parità del Città di Villafranca Messina 2006, che occupa il terzo posto in classifica alle spalle di Real Gescal e Messina Football. Ancora 5 le gare che mancano alla conclusione della regular season. Giallorossi in campo dal primo con Cirino, Calabrò, Turiano, Pino, Palermo, Bonanno, Scapolla, Crimi, Alizio, Micale e Cotroneo. Dirige l'incontro il signor Grillo e la sezione di Messina, quando grazie alle immagini a cura di Francesco Romeo scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo. Un minuto di silenzio anche all'Ambiente Stadium in ricordo delle vittime della tragedia di Suliana. Dopodiché possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo 3 giri di lancette con il primo sussulto di marca locale sugli sviluppi di un corner da sinistra, smanacciata incerta del numero 1 ospite, prova ad intervenire con il tacco Scapolla, parabola per Crimi che di testa scortica la faccia esterna del palo. Trascorre un minuto e la compagine di Mister Grio passa in vantaggio, sventagliata parabolica di Crimi a spalancare l'orizzonte di Scapolla, che di prima intenzione batte il portiere ospite in uscita. Azione da manuale del calcio, quella che porta al vantaggio del Messina 2006. Locali che azzannano la partita in questo avvio. 3 minuti più tardi ci prova ancora Crimi dal limite, parata plastica sulla sua destra da parte di Merlino. Ctrl C, Ctrl V, gol fotocopia quello che ha portato in vantaggio il Messina 2006, questa volta con Palermo in cabina di regia, taglio alle spalle e la difesa ancora di Scapolla, che rifinisce al meglio con un pregevole lob a scavalcare Merlino. 2-0 all'Ambiente Stadium. Che doppietta di Scapolla nei primi 20. Scatenato il numero 7 di Mister Grio, 2 minuti più tardi apre il campo al compagno Cotroneo, che scappa via ad un avversario provando a chiudere con il destro alto il suo tentativo. Un minuto più tardi sul giro palla affannoso del Villafranca recupera la sfera Cotroneo, servendo Alizio, destro che fischia vicino alla base del palo. Seconda metà del primo tempo che vive una fase di stasi. Il Messina 2006 guadagna così gli spogliatoi dopo il duplice fischio del signor Grillo sul parziale di 2-0. Passiamo allora con le nostre immagini e col montaggio a cura di Claudio Costanzo a quanto accaduto nella ripresa. Dopo 4 minuti dal rientro in campo delle formazioni batte il primo colpo la compagine tirrenica, scucchiaiata di stornante per la Malfa, e con un pregevole colpo di Scorpione gonfierebbe anche la rete, ma il gioco fermo è posizione di offside ravvisata da Grillo. Primo cambio intanto per Mister Grio, che richiama in panchina Scapolla, autore di una doppietta, al suo posto dentro Villari. Subito pericoloso il no entrato sugli sviluppi di un corner da destra, corpo all'indietro e sfera che si impenna. Ancora cambia al minuto 58 con Pino e Alizio che lasciano campo a Furfaro e Lacquaniti. Un minuto dopo l'ora di gioco arriva il tris del Messina 2006. Villari addomestica un pallone al limite, mira l'angolino basso, palla in buca e 3-0 per il Messina 2006. Prova a mettersi intanto in proprio Calabrò, salta un avversario dallo spigolo dell'area, cerca un lob che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Merlino. Quarto cambio per i locali, il Turiano lascia spazio al compagno Donato, qualche minuto più tardi tocca a Mazza, prende il posto di Crimi, vittima di un infortunio. Arriva il poker però del Messina 2006 sulla spizzata di Furfaro. Villari si muove con i tempi giusti, destro incrociato e seconda doppietta di giornata. Al 71esimo si sporca i guantoni anche Cirino sul tentativo ravvicinato di Agostino, imbeccato dalle retrovie. Attento l'estremo difensore di Mister Grio a volare alla sua destra. Manita del Messina 2006 al 73esimo sugli sviluppi un corner da destra, Palermo stacca indisturbato tra le maglie immobili la difesa tirrenica. Risultato che diventa tennistico poco più tardi con Villari che sfrutta il regalo concesso alla retroguardia avversaria e deposita in rete a porta sguarnita. Recupero palla sulla pressione alta del 2006. Villari dà un saggio e le proprie abilità tecniche e balistiche, siglando il proprio personale poker. 7-0 all'Ambiente Stadium. Che rete del numero 20, subentrato dalla panchina, autore di 4 reti. Villafranca che sembra aver gettato definitivamente la spugna. Palermo un tiro cross nemmeno troppo pretenzioso che Villari con un infortunio spinge nella propria porta per l'8-0 di giornata. Ancora Villari nel finale però raccoglie una respinta corta e la difesa ospite destro masticato che termina sul palo. Non accade più nulla all'Ambiente Stadium. Messina 2006 schianta Città di Villafranca per 8-0. Mattatore del match Villari, autore di 4 reti. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.